Cicero. Lipschitz. Pop. Six. Squish. Cicero. Lipschitz. Six. Lipschitz. Lipschitz. Se l'è voluta, se l'è cercata, la colpa è solamente sua. Se c'eravate, se lo vedevi, io ci scommetto, facevi come me. Sapete, alcune persone hanno quei certi vizi che ti buttano giù, come Bernie. A Bernie piaceva masticare la gomma. No, non masticarla. Pop! Scoppiarla. Bene, io torno a casa quella sera, sono piuttosto irritata. Ho bisogno di un po' di comprensione. E trovo Bernie steso sul divano che beve birra e mastica la gomma. No, non la mastica. Pop, pop! Allora gli dico, Bernie, falla scoppiare ancora una volta, E lui l'ha fatto. Pop! Allora ha tirato giù la doppietta dal muro e ha sparato 2 colpi di avvertimento nella sua testa. Se l'è voluta, se l'è cercata, la colpa è solamente sua. Se c'eravate, se lo vedevi, io ci scommetto, facevi come me. Conobbi Ezekiel Young di Salt Lake City circa 2 anni fa. Mi disse che era singolo e così combinammo. Andammo a vivere insieme. Lui andava a lavorare, poi tornava a casa. Gli preparavo la cena e un drink. Era il paradiso in 2 camere e cucina. Poi ho scoperto tutto. Single, mi disse. Ah, non solo era sposato, aveva 6 mogli. Così una sera di quelle, quando torno a casa, gli preparai un drink come al solito. Beh, alcune persone non reggono proprio. L'arsenico! Se l'è voluta, se l'è cercata, la colpa è solamente sua. Se c'eravate, se lo vedevi, io ci scommetto, facevi come me. Ora, stavo in cucina e stavo pulendo il forno per la cena pensando agli affari miei, quando si precipita dentro mio marito Wilburn, in preda ad un attacco di gelosia. Ti sei ripassato il lattaio? Sembrava pazzo, continuava ad urlare: te la fai col lattaio, vai a letto col lattaio! E poi si è lanciato contro il mio coltello. Si è lanciato contro il mio coltello per 10 volte! Se c'eravate, se lo vedevi, io ci scommetto, facevi come me. Met karessekkenit. Ez magyar kajn láhelló fakta fején metem meglott saptam a fejet. De nem igazoltatlan vagyok. Nem tudom, mit menjankol személyen tettem. L'hai fatto o no? Aha, non colpevole. Mia sorella Veronica ed io facevamo un numero di danza acrobatica e mio marito Charlie viaggiava con noi. L'ultimo numero del nostro spettacolo consisteva in giri, voli e varie posizioni acrobatiche. Numero 17, la posizione dell'aquila ad ali spiegate. Quella notte eravamo a Cicero, tutti e 3, a bere e a scherzare. Finimmo il ghiaccio ed io uscii per prenderlo. Ma quando tornai, aprii la porta e trovai Charlie e Veronica che facevano la posizione dell'aquila, la posizione 17. Non mi ricordo più nulla. Soltanto quando mi ritrovai a lavarmi le mani sporche del loro sangue capii che erano morti. Se l'è voluta, se l'è cercata, la colpa è solamente sua. Se c'eravate, se lo vedevi, io ci scommetto, facevi come me. Se l'è voluta, se l'è cercata, la colpa è solamente sua. Se c'eravate, se lo vedevi, io ci scommetto, facevi come me. Amavo Alvin Lipschitz. Lui era un artista, un pittore molto sensibile, ma era un tipo problematico. Era alla continua ricerca di se stesso e così usciva tutte le sere per cercarsi e per strada incontrava Ruth, Gladys, Rosemary
E Claudio? Possiamo dire che ci siamo lasciati per divergenze artistiche. Lui si vedeva vivo, io lo vedevo morto. Ha fatto boom, 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 ha fatto boom, 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 boom. Se l'è voluta, se l'è cercata, la colpa è solamente sua. Se c'eravate, se lo vedevi, io ci scommetto, facevi come me. Se l'è voluta, se l'è cercata, la colpa è solamente sua. Se c'eravate, se lo vedevi, io ci scommetto, facevi come me. Single col cazzo. 10 volte. Ah, non conta. Numero 17, la posizione dell'aquila. Divergenze artistiche, Io ci scommetto, facevi come me.